salotto. Allora signore e signori, benvenuti al salotto. Ragazzi, grazie per questo applauso. Noi questa sera vi vorremmo portare in un posto cangiante, un luogo dove ci possono celebrare situazioni perché memorabili. un luogo? Io ogni volta mi chiedo, ma perché? Cosa vuol dire abbiamo un firmato luogo? un contratto Io non lo capisco, non lo Entreremo capisco. sempre in un luogo Mao che nudo, alcuni dicono già Mao nudo, più tardi. Più tardi. Un luogo, diciamo, dove si possono avere delle, insomma, celebrare delle situazioni straordinarie, ma un Celebration, luogo quindi? dove ci possono anche essere delle sorprese incredibili, dei capovolgimenti di fronti. Signore e signori, questa sera vi porteremo nella festa. Sabato sera son contento perché con Catalano e Santa Barbara qui c'è Bobo Boggio. No, 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 no. Non se ne sta sul divano, ha la chitarra in mano e Bobo Boggio. Voglio la musica stasera perché voglio ballare con Margiotta chi c'è, Tony Mancino. No, 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 no. Di serate così non se ne vedono più neanche in TV. Di serate così non ne vedevo da un po' in riva al po'. Mazzo e cassa e così non se ne vedono più neanche in TV. Di serate così non ne vedevo un po' in riva al po'. E allora salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano da casa attraverso il sito di torinoeffetto.com. Ciao, 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 ciao. Stasera, come vi abbiamo accennato, come avrete magari, come dire, intravisto da questa nostra sigla, avremo ospiti incredibili. Un grande ritorno di nuovo con noi, Bobo Boggio. Presenteremo anche un artista hip hop che ha fatto uscire diversi album, ne ha fatto uscire uno da brevissimo che si chiama Tony Mancino. Avremo un duo, abbiamo un'anteprima internazionale perché è un duo che non si è mai sentito. Un duo pazzesco, pazzesco. Signore e signori, niente un po' di meno che Pocket e Mazzo! E poi avremo una serie di ospiti che ormai sono diventati qui di casa al salotto, perché ci sarà con noi Antimusica, Domenico Mungo e il nostro poeta Guido Catalano! Di serate così non se ne vedono più neanche in TV. Di serate così non ne vedevo da un po' in riva al po'. E che festa sarebbe se non avessimo la possibilità di celebrarla con i versi, con le parole, con le rime baciate a volte anche. A volte fai delle rime del nostro Guido Catalano. Ora mentre tu diciamo, ecco, ti metti così a tuo agio, comodo. Pronto, sì, mi sento. Tu diciamo sei un tipo da festa alla fine, cioè, Alla fine può negare sì, sta cosa qua. sì. No? Alla fine sì, però non mi va sempre bene. Vabbè, perché la festa è sempre una sorpresa. La festa è sempre una sorpresa, alle volte va bene, alle volte va storta. Certo. Il problema delle feste è quello. Sai quando ti dicono anche che ti ha fatto la festa, diciamo. Infatti, ci pensavo No, oggi vabbè. pomeriggio, porca vacca. Cioè, nel senso che alle volte si dice, io e i miei amici ti veniamo a trovare e ti facciamo la festa. Che non è proprio una roba piena di regali. No, è brutto, è curioso, è un curioso termine. E quindi questa sera, diciamo, i tuoi versi in quale festa ci vogliono portare? È Una pessima, festa... è una pessima festa, è una festa... È una festa andata storta, adesso non vorrei portare sfiga, ma... No. ma Anzi, scaramanticamente. Diciamo. Scaramanticamente io vorrei iniziare con una festa andata così e così, insomma. È una poesia che ho scritto tempo fa, ai tempi ero più sfigato di adesso sono anche più bello fisicamente. Dunque le cose Solito il contrario, invece tu vanno, invecchiando. mi vanno meglio le cose. Bravo. Ai tempi invece andava così e così. E scrissi una poesia che si intitola Fiesta.
È mezzanotte, ma ce n'è ancora un sacco. Per adesso in lista abbiamo 2 negroni, 4 o 5 bicchieri di vino rosso cattivo, una birra rossa grande, 2 birre piccole chiare. Ballo. Ballare per ballare, ballo. Non sto ancora male, c'è tempo per questo. Per adesso ballo. Il DJ è un incapace, ma non ho di meglio da fare, quindi ballo. Le danze moderne possono essere un'esperienza di grande solitudine. Di grande solitudine, ognuno balla per sé, guarda gli altri lo guardano, ma si è piuttosto soli a ben guardare. Ballo e penso che vorrei essere altrove. Mi piacerebbe a casa, a scrivere, poi a dormire. Prima o poi ci torno a casa, ma prima dovrò passare per un paio di fasi ancora. Inizio a sentire l'alcol nel corpo, sta abbandonando il cervello, sta prendendo lo stomaco. Sono a una festa e se l'alcol mi abbandona non credo che sarò più molto festoso. Mi devo sedere un attimo, la musica mi rimbomba, forse non dovrei stare così vicino alle casse, ma sono troppo stanco adesso per cercarmi un altro posto. Provo con una sigaretta, ma dopo 2 tiri mi viene la nausea. È arrivata, la nausea è arrivata, compagna di 1000 occasioni festose. Gli altri continuano a dimostrare il loro senso del ritmo, dimenando i corpi. Ci sono ragazze bellissime. Esco. L'aria fresca può fare dei miracoli, è fine maggio, ma fa freddo. Ha da poco smesso di piovere. Ho difficoltà a camminare diritto, fa freddo, ma io sono caldo. Mi trovo nel fango adesso. Sento la musica lontana. Lì c'è uno che piscia. Lì ci sono 2 auto pasteggiate. Io l'auto non la so guidare, se no ne prendo una e me ne vado a casa. Adesso sono in un campo di terra fangoso, le mie scarpe. Che ore sono? Sopra di me, sulla mia testa, è veramente pieno di stelle. L'aria è proprio fresca. Cerco di respirarne tanta per pulirmi i polmoni, sedare un poco la nausea. È proprio notte, mi vengono su dei rutti, singhiozzo. Nella vita io non riesco a vomitare né a piangere. Sarebbe il caso adesso di farne una di ste 2, adesso, così, sotto le stelle, nel fango, durante la notte.